Afferma San Giovanni Paolo Magno, scoprire la chiamata, la vocazione che il Signore significa prendere coscienza che Cristo agli occhi di tutti è bello e che con lo sguardo di vita ha una relazione totale d'amore. Preghiamo in modo speciale per l'unità di tutta la famiglia religiosa e affidiamo questa Santa Messa alla Madonna di Lufano, nostra patrona, i seminaristi che oggi rispondono per sempre a questa chiamata del Signore con la professione perpetua dei culti religiosi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari padri, cari suore, cari fratelli e sorelle, rendo grazie al Signore per la possibilità di stare con voi in questo giorno importantissimo per la nostra famiglia religiosa e sono molto contento che noi come figli della madre di Luca siamo radunati insieme. Prego per tutta la famiglia religiosa, soprattutto per la sua unità, per la perseveranza delle vocazioni. Anche rendo grazie al Signore nostro Dio perché proprio in questo giorno, 8 maggio, attraverso l'annuncio di Santa Sede sono stato nominato il vescovo e ho ricevuto tantissimo appoggio dalla famiglia religiosa, per questo specialmente è gioioso stare con voi in questo giorno molto particolare. Prima di iniziare a celebrare i santi misteri, riconosciamo che siamo peccatori e chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Signore Dio nostro, guarda il tuo popolo pregante e per l'intercessione della Santissima Vergine Maria, della sottotitolo di Nostra Signora di Lucca, concedi il tuo aiuto nella vita presente e salvezza eterna nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il profeta Isaia ci ricorda la nostra missione, annunciare con coraggio agli smarriti di cuore il messaggio della salvezza. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Svegliata la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Sara. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Che robustite e magnificate, prendete salve delle ginocchia vaccinate, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco, il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del mondo, perché scapiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suo riasso sorgente d'acqua. I luoghi dove si intagliavano i sciacalli diventeranno caneti e gincali. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Dio ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati nella carità, diventando Suoi figli adottivi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Gesù, nel momento della più dolorosa sofferenza sulla croce, disse al discepolo che egli amava: ecco, ho amato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna,
da quell'ora il discepolo la colse con sé. Parola del Signore. Adesso verranno chiamati i candidati alla professione dei voti perpetui di castità, povertà, obbedienza e schiavitù mariana. Si presentino coloro che professeranno i voti perpetui. Motius Crutulis. Eccomi. Timur Rahmatulin. Vartolomei Scarso. Figli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiediamo di perseverare fino alla morte nel servizio del Signore in questa famiglia religiosa dell'Istituto del Verbo incarnato. Chiediamo grazie a Dio. Carissimi fratelli e sorelle, in questa solenità di Nostra Signora di Luján, patrona della nostra famiglia religiosa, per decisione dei nostri superiori al suo tempo e anche per confermazione della Santa Sede, vogliamo pregare per tutta la Chiesa che in questo momento attende, in attesa fiduciosa, la elezione del nuovo pontefice. Vogliamo unirci noi a tutta la un grande mistero di comunione e di unità e dobbiamo avere questi sentimenti di essere veramente con il nostro cuore, con la nostra preghiera, insieme ai padri cardinali che in queste ore stanno scegliendo il successore di Pietro. Dunque lo mettiamo tutti loro sotto la protezione di Maria Santissima, che come abbiamo ascoltato nel Vangelo appena proclamato, ai piedi della croce accolse Giovanni come suo figlio, lo accolse come discendenza di quella donna promessa nella Genesi, nel libro della Genesi, e dunque diventò lei lì accanto a Cristo, nuovo Adamo, la nuova Eva, madre della Chiesa. Vogliamo anche pregare per la nostra congregazione, per la nostra famiglia religiosa in questo particolare momento della sua storia, perché anche la nostra famiglia religiosa, come la Chiesa, vive in mezzo alle consolazioni di Dio e anche a un po' di persecuzioni. Dunque affidiamo ognuno di noi, particolarmente tutte le nostre vocazioni, anche le vocazioni nascenti, alla materna protezione di Maria Santissima. E vogliamo pregare per questi nostri tre fratelli, Timur, Motiejus e Bartolomei, che oggi si consacrano perpetuamente al Signore mediante i voti di castità, povertà e obbedienza e anche mediante il voto di schiavitù mariana per poter essere completamente di Cristo. Mi è sembrato opportuno riflettere in questa occasione su un particolare aspetto del mistero dell'elezione divina, che è la forza totalizzante che ha l'elezione divina su chi viene scelto per la vita consacrata. Il padre Vuela, nel libro Ars Partecipandi, parla di questo e utilizza un'altra espressione, la forza virginizzante in spagnolo,
della chiamata di Dio. Dunque, la forza tale che fa sì che un giovane, una giovane, si decide in cuor suo a lasciare tutto pur di appartenere con tutto il cuore a Cristo e a Maria Santissima. Le letture che abbiamo appena ascoltato ci mettono nel mistero dell'elezione divina. La prima lettura di Isaia ci parla della scelta di un luogo che era un deserto, ma per la elezione divina diventò una grande fioritura. Rinverdì, seguirono immense benedizioni in questo deserto perché fu scelto da Dio. La seconda lettura della lettera agli Efesini ci parla del mistero della predestinazione, l'elezione di Dio in Cristo Gesù, prima della fondazione del mondo, affinché noi possiamo diventare santi e irreprensibili al suo cospetto. Lui, dice San Paolo, ci ha scelto in anticipo per essere i suoi figli adottivi per mezzo di Gesù Cristo. E così, continua l'Apostolo, siamo diventati un'eredità, di nuovo dice, scelti in anticipo, secondo la prescienza di colui che opera tutte le cose secondo la decisione della sua volontà, affinché siamo noi lode della sua gloria. Una scelta affinché diventiamo lode della gloria di Dio, figli nel Figlio, nel suo Figlio amatissimo. Questo mistero dell'elezione, della nostra predestinazione di cui ci parla la lettera agli Efesini, si realizza certamente in Cristo, ma per noi si realizza attraverso Maria e in Maria Santissima. Perché Maria, come dice San Luigi Magrignon de Montfort, è tutta di Gesù, una sola cosa con Lui, l'eco di Dio, tutta relativa a Dio. Io la chiamerei, dice San Luigi Maria, la relazione di Dio. E dice bellamente, dal giorno dell'incarnazione in poi, Gesù non agisce se non con Maria. Anche dunque nel mistero dell'elezione delle anime consacrate, nel mistero della nostra vocazione. Sono inseparabilmente uniti, sempre insieme, per la nostra salvezza, come dicono le nostre Costituzioni. Né Gesù senza Maria, né Maria senza Gesù, non solo Gesù, ma anche Maria, né solo Maria, ma anche Gesù. Sempre Gesù e Maria, sempre Maria e Gesù. E il Vangelo ce l'ha presentata ai piedi della croce, accogliendoci come suoi figli. Donna, ecco il tuo figlio. Lei ci riceve come suoi figli, cioè come suoi, perché anche se il Vangelo ci dice che Giovanni l'ha ricevuta come sua, l'ha presa come sua, la relazione in entrambe le direzioni, ma principalmente nella direzione di chi in realtà è Giovanni, colui che è stato affidato alla Madonna ai piedi della croce. Siamo tutti noi rappresentati in Giovanni, affidati, scelti, si può dire, alla Madonna, alla maternità della Madonna, ai piedi della croce. E lei, si può dire, che attrae Giovanni a prenderla come sua. Lo attira, lo attrae. E in lui attrae tutti noi a prenderla come nostra. Dunque lei, nel mistero della elezione di Dio, della vocazione, occupa un posto centrale, predominante. Questo è iniziato già nel mistero dell'incarnazione, perché lei, dando alla luce il capo, ha anche partorito tutte le membra, il Cristo totale. Per questo si applicano a lei le parole del Salmo 87, si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Nella Santissima Vergine Maria. Così si può dire che Maria, associata a Gesù, ha scelto noi. Lei ha scelto ognuno di noi, associata a Gesù, relativamente a Gesù. E Maria di Luján ha scelto il nostro istituto come suo e ha scelto ognuno di noi per chiamarci in esso a un'intimità, a quell'intimità che è la vita consacrata, a prolungare nella storia il modo di vita che visse lei stessa,
perché il primo modello, dice San Giovanni Paolo II, Vita Consacrata, il modello egregio di vita consacrata, Maria Santissima. È il modello di vita anche che visse il suo divino figlio con gli apostoli. E così succede anche con questi 3 fratelli nostri che oggi professeranno i suoi voti perpetui per appartenere completamente a Maria e appartenendo completamente a lei, appartenere meglio, più perfettamente a Gesù. Dunque, la forza che trascina una vocazione, questa elezione di Dio, ha questo potere verginizzante, totalizzante. Fa sì che l'amore prenda questa caratteristica di una donazione totale. Tutti i battezzati hanno l'obbligo di amare Dio sopra ogni cosa, ma soltanto i consacrati hanno l'obbligo di amarlo in modo totale, che significa in tutti gli aspetti della loro vita, e di rendersi simili a Cristo in tutti gli aspetti della loro vita. Una persona sposata deve vivere certamente, per esempio, la povertà, ma non come Cristo, perché deve mantenere la sua famiglia. Deve vivere la castità, ma propria della vita matrimoniale, non come Cristo, casto e vergine. Invece un'anima consacrata deve totalmente, integramente identificarsi con il modo di vita che Cristo scelse per sé, il modo di vita che ha avuto anche la Madonna, il modo di vita degli Apostoli. L'unica forza capace di far questo è l'amore. È l'amore donato nei nostri cuori con lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché l'amore è una vis unitiva che tende a fare di 2 una sola cosa. Questi fratelli nostri, come ognuno di noi consacrati che siamo oggi in questa Chiesa, abbiamo ascoltato con una forza particolare un giorno il comandamento primo e principale: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Abbiamo sentito come rivolta a noi la parola ascoltata nel Vangelo in questi giorni precedenti, rivolta da Gesù risorto a Pietro. Pietro, mi ami tu più di costoro? Dunque seguimi. Seguimi significa prendere la croce quotidianamente. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, mi segua. Seguimi significa seguire Gesù nella sua immolazione, nel suo olocausto, per il bene delle anime e per la gloria di Dio. Diceva San Filippo Neri, fondatore di questa Chiesa, costruttore di questa Chiesa, il cui sepolto, che un amore che non nasce dalla croce è un amore debole, ma l'amore crocifisso è invincibile. Questo amore ha questa forza verginizzante, perché l'origine di questa decisione che abbiamo preso ognuno di noi e che oggi questi nostri 3 fratelli ci danno un esempio particolare, consacrandosi per tutta la loro vita a Cristo, ha una fonte che ha come 2 canali, ma che sono inseparabili: Cristo e la Madonna. Soltanto nella Chiesa cattolica si trova la verginità consacrata con queste caratteristiche. E la forza viene dalla chiamata di Gesù Cristo. La forza viene di Cristo che è vergine, che è castissimo, e da Maria che è vergine e che è castissima. La prima fonte dell'amore casto e vergine dunque è Cristo, che ci invita a vivere il suo stesso stile di vita casta. È Lui il vergine per antonomasia. Lui ci nutre inoltre con la sua carne ogni giorno, con la sua carne castissima, purissima, nel santo sacramento dell'Eucaristia. Ci nutriamo della sua carne casta e diventiamo sempre più simili a Lui anche nella nostra purezza, come mezzo che ci aiuta a crescere nella carità, che è l'unico scopo della vita consacrata, l'amore di Dio, l'amore dei fratelli. La carne virginale, risorta e gloriosa,
del Figlio di Dio presente nel sacramento diventa così per noi segno efficace, produce in noi ciò che essa è e ci unisce e ci incorpora a Lui nella comunione eucaristica, ci fa diventare con Lui una sola cosa. Nostro nutrimento, Cristo, aumenta la nostra carità, ma aumenta anche la nostra configurazione con Lui. Come dice bellamente Sant'Agostino, io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Non trasformerai tu me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me. Così il corpo di Cristo, casto e risorto, diventa per noi pegno della gloria futura, della nostra futura risurrezione corporale, come dice San Tommaso nell'antifono Sacrum Convivium, pignum future glorie nobis datur. Gloria futura nella quale, come insegna Cristo, i figli della risurrezione non prenderanno né marito né moglie, perché saranno come gli angeli del cielo. Questa è la forza totalizzante e verginizzante dell'amore di Cristo. Però inseparabilmente unito a Lui ci sta la Madonna, la Vergine, la sempre Vergine, l'Immacolata, la Purissima, la pura e limpia Concepción, come si chiama la Madonna di Luján, la pura e limpia Concepción de Luján. Madre del Verbo incarnato e Madre nostra, Madre che ha dato al Verbo incarnato la sua carne purissima e il suo sangue, affinché Lui avesse un'ostia da poter offrire in sacrificio e una carne dalla quale nutrire tutti noi. In questo tempo in cui noi viviamo, dominato dal principio di immanenza, cioè dalla mancanza della trascendenza propria, del senso della trascendenza e anche dal senso della vita, caratteristica di questo tempo è lo smarrimento dell'uomo, non sapere perché sta sulla terra, dove deve dirigersi, dove deve orientare la sua vita. Una cultura atea dove si vive etsi Deus non daretur, come diceva tante volte il Papa Benedetto XVI. Da dove viene dunque che molti giovani scelgano la trascendenza, scelgano di vivere di fronte a Dio e di donarsi completamente a Dio, scelgano di stare al di sopra di un mondo che è carnale e che è diventato incapace di trascendere i poveri orizzonti di questa vita materiale e umana. Viene dalla croce di Cristo, viene dal cuore amante di Cristo, viene da Maria ai piedi della croce di Cristo, dal cuore amantissimo di Maria Santissima. Sono loro, uniti, Cristo in primis, Maria Santissima a Lui associata, che ci danno la forza per poter lasciare tutto, casa, padre, fratelli, sorelle, campi, e prendere ogni giorno la croce per seguire Cristo. È la forza verginizzante dello stesso Cristo e la forza verginizzante di Maria. E questo sempre esistirà nella Chiesa, perché come dice bellamente la Lumen Gentium, la vita consacrata appartiene all'essenza e alla santità della Chiesa. Non può mancare della Chiesa, mancherebbe nella Chiesa qualcosa della sua essenza. Sempre, sempre, sempre ci saranno le anime consacrate nella Chiesa, perché la forza verginizzante del cuore di Cristo e la forza verginizzante di Maria non si esauriscono mai. Tale è la potenza. Riflettendo sulla castità consacrata, mi avvio alla fine. Nella sua esortazione evangelica Testificatio, il Papa San Paolo VI diceva così, parlando di questo mondo carnale: solo l'amore di Dio chiama in forma decisiva la castità religiosa, senza deprezzare in alcun modo l'amore umano ed il matrimonio. Secondo la fede, non è esso immagine e partecipazione della unione di amore che unisce il Cristo e la Chiesa? La castità consacrata richiama questa unione in una maniera più immediata ed opera quel superamento verso il quale dovrebbe tendere ogni amore umano. Continua dicendo il Papa,
Così nel momento stesso in cui quest'ultimo è più che mai minacciato da un erotismo devastatore, Paolo VI diceva questo 45-50 anni fa, l'amore umano è minacciato da un erotismo devastatore, essa deve essere oggi più che mai compresa e vissuta con rettitudine e generosità, la vita consacrata. Virtù decisamente positiva, la castità testa l'amore preferenziale per il Signore, simboleggia nel modo più eminente e assoluto il mistero della unione del corpo mistico al suo capo, della sposa all'eterno suo sposo. Essa infine, la vita consacrata, raggiunge, trasforma e penetra l'essere umano fin dal suo intimo mediante una misteriosa somiglianza con Cristo. E questo, continua dicendo il Papa, dona alla vita consacrata tutta la sua efficacia per il bene delle anime e per il bene del mondo. È un segno, uno stimolo della carità e una speciale sorgente di fecondità spirituale nel mondo. Dunque, carissimi fratelli e sorelle, alla luce di questo grande mistero dell'amore di Dio che sceglie anche delle persone, che le chiama perché stiano con Lui e poi per inviarli anche per il bene del mondo, come dice San Marco quando racconta la vocazione degli Apostoli, quando Gesù costituì i 12. Alla luce di questo mistero, che non si fa senza Maria, perché dal mistero dell'incarnazione in poi Gesù non agisce se non con Maria, e che noi dobbiamo chiedere per tutti noi la grazia della fedeltà alla nostra vocazione, come fu fedele lei, Maria Santissima. La grazia di essere fedele a questa forza totalizzante e verginizzante, senza mai scendere a patti e compromessi, neanche con l'apparenza del peccato che possa contraddire i nostri voti, almeno volontariamente. Che l'amore di Dio deve prevalere in noi, l'amore di Dio sopra ogni cosa. Se noi viviamo così, anche se siamo deboli, ma abbiamo questa ferma decisione di tendere alla perfezione, come dice molto bene San Tommaso, che il religioso non è perfetto in atto, questo è impossibile, perché avrebbe già raggiunto il massimo grado di carità, deve tendere, il nostro obbligo è tendere alla perfezione, è una scuola la vita religiosa in cui si impara l'amore, che è la causa della perfezione e della unione con Dio. Malgrado le nostre difficoltà dobbiamo tendere sempre a questa santità con fedeltà. Se noi viviamo così, non abbiamo nulla da temere, perché siamo di Cristo, perché siamo di Maria. La nostra congregazione non ha nulla da temere se nel cuore di ognuno di noi libriamo questa battaglia per essere completamente di Gesù, completamente di Maria. Tutto il resto è niente, perché sempre sarà verità ciò che ha detto Gesù. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto si darà per aggiunta. E il regno di Dio è principalmente l'amore di Dio. Affidiamo dunque a Maria Santissima l'intera nostra famiglia religiosa, a Maria di Luján. Affidiamo a lei questi noi fratelli che faranno adesso la sua professione perpetua. A lei che è la nostra roccia, come cantano i versi del poeta di Luján, padre Maqueda. A chi, si riferisce al santuario di Luján, aquí cual torre de David hermosa 1000 broqueles y escudos os rodean, que os revisten de un poder divino, al che librada sta nostra defensa. Qui, come una bella torre di Davide, 1000 schermi ed scudi ti circondano, che ti rivestono di un potere divino in cui è assicurata la nostra difesa. A lei affidiamo anche l'intera Chiesa, i cardinali in quest'ora importante e decisiva della vita della Chiesa. E le diciamo a Maria de Luján con San Luigi e Maria Grignon di Montfort: ricordati, Madre de Luján, della tua congregazione. Memento congregazione tua. Sì, o Madre Benedetta di Luján, ricordati sempre della tua congregazione.
perché benedica questi suoi figli che egli ha chiamato a seguire Cristo la perfezione evangelica e li confermi nel loro proposito.
incarinato Cristo, secondo l'esempio dei loro fondatori. Ascoltaci, Signore, perché tu ricompensi con la pienezza delle tue benedizioni i genitori che hanno il perdone dei loro figli. Perché tu renda sempre più conforme all'immagine di Cristo questi tuoi figli che oggi a te consacrano la loro vita. Perché tu doni a questi nostri fratelli la forza di perseverare nel nuovo impegno di vita consacrata. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Accogli, Signore, l'invocazione del tuo popolo e con la tua grazia prepara questi tuoi figli perché il fuoco dello Spirito Santo li purifichi dal peccato e li infiammi con l'ardore della carità. Per Cristo nostro Signore. Ora i professanti leggeranno la formula di consacrazione scritta di proprio pugno. Per amore al Padre, prima origine e scopo supremo della vita consacrata, a Cristo che ci chiama alla sua intimità, allo Spirito Santo che dispone l'animo ad accogliere le sue ispirazioni. Io, Motiejus Krutulis, Io, Bartolomei Volodymyr Skaptsov, Io, Timur Rahmatulin, liberamente faccio a Dio oblazione di tutto il mio essere, per approfondire con un amore sempre più sincero e forte il dono di consigli evangelici in dimensione trinitaria, per essere una traccia concreta che la Trinità lascia nella storia, perché gli uomini possano avvertire il fascino e la nostalgia della bellezza divina, affinché la mia vita sia memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù, il Verbo fatto carne, di fronte al Padre e di fronte ai fratelli. Perciò impegno tutte le mie forze per non essere schivo all'avventura missionaria, per inculturare il Vangelo nelle diversità di tutte le culture, per prolungare l'incarnazione in ogni uomo, in tutto l'uomo, in tutte le manifestazioni dell'uomo, assumendo tutto ciò che è autenticamente umano, per essere come un'altra umanità di Cristo, per realizzare con maggiore perfezione il servizio di Dio e degli uomini. Per questo, davanti a Dio nostro Signore e a tutti i Suoi santi, dinanzi a Padre Tristan Mauricio Perez, superiore provinciale dell'Istituto del Verbo Incarnato, e alla presenza dei membri di detto istituto e dell'Istituto delle Serve del Signore e della Vergine di Matarà, faccio voto di vivere per sempre, casto, per il regno dei cieli, povero, manifestando che Dio è l'unica e vera ricchezza dell'uomo, e obbediente fino alla morte di croce, per seguire più intimamente il Verbo incarnato nella sua castità, povertà e obbedienza, secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni dell'Istituto del Verbo Incarnato, e per farlo nel migliore dei modi faccio un quarto voto di consacrazione a Maria in materna schiavitù d'amore. Chiedo l'intercessione di Nostra Signora, dei 12 Apostoli e degli altri santi patroni, le preghiere dei fratelli nel Verbo Incarnato,
e delle sorelle dell'Istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà. L'amore e la grazia della Santissima Trinità mi aiutino ad essere fedele nell'opera che ha cominciato. Ora i neoprofessi firmano sull'altare la formula di consacrazione che hanno appena letto. A nome della Chiesa e dell'Istituto del Verbo Incarnato, ricevo con grande gioia nella nostra famiglia religiosa questi fratelli con voti perpetui che hanno manifestato il desiderio esplicito di una totale conformazione con Cristo, Verbo Incarnato. Ora i neoprofessi riceveranno la solenne benedizione, preghiera che chiede per loro lo spirito di santità e il dono della perseveranza. O Dio, principio e fonte di ogni santità, hai tanto amato gli uomini da renderli partecipi della tua vita divina e nella tua misericordia non hai voluto che il peccato di Adamo e le iniquità del mondo estinguessero questo disegno del tuo amore. Già agli inizi della storia ci hai dato in Abele, il giusto, un modello di vita innocente. Nella tua provvidenza, attraverso i secoli, hai suscitato dalla stirpe del popolo eletto uomini santi e donne di eminente virtù. Splende fra tutti la figlia di Sion, la Beata Vergine Maria. Dal suo grembo virginale venne alla luce il tuo Verbo, fatto uomo per la salvezza del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Splendore della tua santità, o Padre, egli si fece povero per arricchirci e prese l'aspetto di servo per restituirci alla libertà. Nel suo mistero pasquale ha redento il mondo con immenso amore, ha santificato la tua Chiesa e l'ha resa partecipi dei doni dello Spirito Santo. E tu, o Padre, con la voce misteriosa dello Spirito Santo, hai attratto innumerevoli figli a seguire Cristo Signore e a lasciare ogni cosa per aderire generosamente a te in un eterno patto d'amore e dedicarsi al servizio dei fratelli. Guarda, o Padre, questi tuoi eletti, infondi loro lo spirito di santità, perché possano adempiere con il tuo aiuto ciò che per il tuo dono hanno promesso con gioia. Contemplino sempre il tuo divino Maestro e al suo esempio conformino la propria vita. Risplendi in loro una perfetta castità, un'obbedienza generosa, una povertà vissuta con letizia evangelica. Ti piacciono per l'umiltà, o Padre, ti servano docilmente, aderiscono a te con tutto il cuore. Siano pazienti nelle prove, saldi nella fede, lieti nella speranza, operosi nell'amore. La loro vita a te consacrata edifichi la Chiesa, promueva la salvezza del mondo e appaia come segno luminoso dei beni futuri. Sii tu per loro, Padre Santo, il sostegno e la guida. E quando compariranno davanti al tuo Figlio, sii tu la vera ricompensa. E allora godranno di essere stati fedeli alla loro consacrazione.
confermati nel tuo amore, canteranno a te la lode perenne nell'assemblea dei santi, per Cristo nostro Signore. Amen. Figli carissimi, voi fate ora parte di questa famiglia religiosa del Verbo incarnato, ed ora innanzi tutto sarà in comune fra noi. Adempite dunque fedelmente il santo servizio che la Chiesa vi affida ed esercitatelo in suo nome. Credo in un solo Dio, Padre, Siamo pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un Sacerdozio sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Insieme ai doni del pane e del vino, offriamo al Signore tutta la nostra vita, in unione all'unico sacrificio di Cristo, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da tua parte questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, e nelle nostre della sua santa Chiesa. Per la tua bontà e l'intercessione della Santissima Vergine Maria, concedi, o Signore, che il sacrificio del tuo Figlio ci dia prosperità e pace in questa vita e in quella eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, Dio onnipotente ed eterno, cantare sempre in tuo onore inni di lode, specialmente per l'amore senza limiti che volesti manifestarci in Maria Vergine e Madre. Un'umile immagine della sua limpida e pura concezione rimase miracolosamente presso il fiume Lucan come segno di materna protezione sul tuo popolo peregrinante, affinché condotti dalla sua mano possiamo trovarci presso l'agnello innocente, che toglie i peccati del mondo, Cristo Gesù tuo Figlio e nostro unico Salvatore. A Lui lode dal cielo eterno, dagli angeli e i santi, i quali proclamano senza fine. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con i nostri vescovi, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia con questi tuoi servi, nel giorno della loro professione perpetua. Come oggi per tuo dono hanno consacrato a te la loro vita, così nella gloriosa venuta del tuo Figlio siano accolti nella gioia della Pasqua eterna. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cielo della fede. Celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo, del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace.
Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tu, Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Con Cristo e in Cristo, Padre nostro, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Amen.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Diceva San Tommaso d'Aquino, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa. Accostiamoci con fervore e devozione a ricevere il sacramento della nostra salvezza, che è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. La comunione per i celiaci verrà distribuita davanti all'immagine della Madonna di Lucano.
Padre, alimentati con il sacramento della nostra salvezza, ti chiediamo di sperimentare sempre la protezione della Santissima Vergine Maria, nel cui onore ti abbiamo offerto questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale vorrei ringraziare al nostro Vescovo Teodoro, una grazia enorme per noi che sia con noi in questa celebrazione così importante, un anno della sua nomina, ci ha rallegrati l'anno scorso con questa notizia e anche la sua disposizione addirittura per aiutarci economicamente a fare questa festa, non soltanto con la sua presenza, ma anche vogliamo ringraziarlo perché nel suo ministero si concretizza il nostro amore a Cristo e alla Chiesa. Noi vogliamo sempre essere a sua disposizione, eccellenza. E ringraziare in modo particolare anche al padre Cristian, parroco di questa bellissima chiesa nuova di San Filippo Neri. Ringraziamo la sua disponibilità e la sua accoglienza con tanta carità. Non era facile trovare delle chiese in questo periodo di conclave. Lui con tanta carità ci ha ricevuti, lo ringraziamo di cuore e assicuriamo le nostre preghiere. E vorrei fare i complimenti alle famiglie dei neoprofessi, quelli che non sono potuti venire perché sono da lontani, dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Lituania, anche ai familiari che sono qui presenti, fare i complimenti e salutare in modo speciale a Timur, Bartolomì, Mutieius per questo giorno glorioso della Madonna di Luján in cui avete consacrato la vostra vita per sempre, vivendo i voti religiosi secondo il nostro carisma. Un avviso pratico: dopo il canto finale faremo tutti fuori una foto di gruppo. Tante grazie Padre Tommaso. Vorrei rivolgere alcune parole, però forse è meglio sedersi. Abbiamo molto particolare il tempo oggi nella Chiesa, quando stiamo aspettando il nuovo pontefice, e con la nostra preghiera abbracciamo tutti i nostri cardinali che hanno un grande compito e responsabilità di scegliere il nuovo Papa. Oggi abbiamo anche i voti perpetui dei nostri confratelli. Io non conosco tanto Mattius, ma questi altri due conosco molto bene perché erano in chierichetti ancora quando c'era il sacerdote in Ucraina, il sacerdote in Siberia. Sono i ragazzi che sono cresciuti con noi da tanto tempo e oggi hanno fatto un passo più avanti di vivere per sempre con noi. Perché i voti non si fa solo fino a che è comodo, non si fanno fino a che è conveniente, ma si fanno per sempre. E dunque loro hanno deciso di combattere con noi, perché la vita religiosa è un vero combattimento sotto la bandiera di Cristo. San Tommaso d'Aquino ci ricorda che la perseveranza è una virtù che si oppone alla tristezza, che porta a lasciare il bene intrapreso. Quello che vi voglio augurare oggi è perseveranza, ma non solo a voi, ma a tutti qui presenti, sacerdoti, le religiose, perché è un dono, grande dono di Dio, ed è completo quando è stabile, quando è un atto perfetto, perché tocca ciò che è eterno. E oggi noi festeggiamo la nostra cara Madre, Maria Santissima, la Vergine di Luján, che è rimasta ferma. Il carro non si muoveva. Lei aveva deciso: qui voglio restare. E forse questo è proprio il messaggio per noi oggi. Non fuggire, restare, non mollare, non scappare quando fa male o quando
a volte può essere inconveniente. Il nostro istituto sta vivendo, tutta la famiglia religiosa sta vivendo un tempo molto particolare e questo lo sappiamo. Ma attenzione, il deserto non è la fine, è il luogo dove Dio parla chiaro, dove cadono le illusioni e resta solo ciò che vale. E dunque San Tommaso ci incoraggia. L'amore vero non si misura dal sentimento, ma dalla fermezza della volontà. E proprio questo, cari fratelli e sorelle, noi celebriamo oggi. La fermezza di Madonna Santissima, celebriamo la fedeltà e la tenacia. Il fatto che siamo qui in piedi alla Madonna Santissima, oltre i nostri limiti, significa anche che abbiamo una fiamma che deve ardere e deve accendere gli altri. E che Madre rimanga con noi. Che i voti che oggi voti che oggi professiamo ci ricordano sempre chi siamo e che cosa è la nostra identità. E che questa tappa nel mio cammino, il mio primo anniversario della nomina episcopale, sia anche un'occasione per ringraziare a Dio e per chiedere ancora più coraggio. Mi affido alle vostre preghiere e specialmente affido alle vostre preghiere la nostra terra martoriata ucraina che ancora sta sanguinando, ancora sta soffrendo. Per tutti quelli che sono feriti dalla guerra fisicamente, moralmente, psicologicamente, per tutti quelli che stanno combattendo oggi per la verità e la libertà. E che Dio vi benedica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Messa è finita, andate in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Ricordano le nostre Costituzioni, dobbiamo essere apostoli di Maria, dandoci a lei materna schiavitù d'amore. Affidiamo alla Vergine di Lucan la nostra famiglia religiosa e chiediamo a lei, la nostra prima fondatrice e personale protettrice, di renderci nuove incarnazioni del Verbo, fedeli e ferventi alla missione che ci ha affidata.
Amen.